Buon pomeriggio a tutti, sono le 18 e anche oggi ovviamente io sono molto contenta di stare insieme a voi per pomeriggio special, per quella che è la nostra puntata di metà settimana, perché siamo a giovedì, ormai abbiamo fatto fuori 3 giorni, questa è la nostra quarta puntata, dentro la quale ci occuperemo veramente di un bel po' di cose che vi interesseranno davvero tantissimo. Ciao da Cristina Ruffino, allora abbiamo mezz'oretta di tempo da trascorrere insieme anche oggi, giovedì, la nostra rubrica è moda e tendenze. Non posso assolutamente perdere tantissimo tempo perché ho voglia di accogliere nel mondo di pomeriggio special un compagno di viaggio di Io Compro Siciliano, lo accolgo immediatamente, lui si chiama Marco Raccuglia di Occhialeria d'Arte di Palermo. Marco, buon Ciao, pomeriggio. ciao, Ciao e buon ciao. pomeriggio, mi pare anche ad Alessia. Ciao Cristina. Buon pomeriggio ragazzi, come state? Intanto io vi vedo splendidi, in splendida forma, veramente. Complimenti. Allora, Sì. Marco, con te oggi parliamo di una cosa che è veramente incredibile. Allora, io devo dire che mi hanno girato già il video, no? Di quello che tra l'altro noi vedremo tra poco, perché tu ti occupi di occhiali, ma non sono occhiali normali, sono occhiali artigianali, li possiamo definire così, no Marco? Sì, Perché? assolutamente sì, sì. Perché parliamo di una collezione in maniera particolare che si chiama Legni d'autore. Cos'è la collezione Legni d'autore e come si inserisce all'interno dell'occhialeria d'arte? Intanto Legni d'autore è la seconda collezione che è venuta fuori dal nostro, diciamo, reparto di ricerca e sviluppo e segue dipinti a mano ed è una collezione che ci è venuta in mente per un po' valorizzare sempre più artisti della nostra terra e quindi abbiamo pensato benissimo di coinvolgere, soprattutto in un periodo come quello che abbiamo vissuto e che in parte stiamo ancora vivendo, e quindi abbiamo cercato di coinvolgere degli artigiani vari, diciamo, nei vari mestieri in Sicilia per creare un prodotto che potesse essere un occhiale. E quindi abbiamo contattato quelli che poi sono adesso i nostri partner, un'azienda che sono gli Artigiani del Legno, che hanno diciamo trasformato il nostro disegno estetico in disegno tecnico e quindi con le misure di un occhiale. Dopodiché il legno hanno realizzato l'occhiale di legno che è andato ai pittori, che sono pittori che disegnano i carri siciliani, comunque che raccontano la Sicilia attraverso il dipinto. E in terzo e in ultimo è andato dagli orafi, l'occhiale è andato in mano agli orafi che hanno realizzato quegli inserti d'argento che poi vengono ridipinti e insomma questo occhiale, che non lo definirei così, ma lo definirei un racconto, no? Una storia, un prodotto che nasce su un foglio di carta e diventa proprio, poi che lo puoi indossare, tutto narra di mani siciliane. Ma possiamo dire, Marco, che si tratta proprio di pezzi unici perché i vostri occhiali sono proprio realizzati in base anche alla forma del viso, no? Alla forma degli zigomi di chi li indossa. Quindi andiamo a parlare proprio, per esempio, io avrò un occhiale fatto proprio su misura che mi starà perfettamente bene, no? C'è anche l'aspetto di personalizzazione che, essendo che possiamo intervenire su ogni fase, dalla realizzazione, dal disegno, possiamo partire, si può personalizzare l'occhiale proprio sulla persona, ma anche da un punto di vista estetico. La collezione, diciamo, sono presenti, in questo momento sono 3 gli occhiali di questa collezione che si chiama Legno d'autore, ma saranno ampliati. In questo momento stiamo pensando di disegnare nuove forme, secondo le tendenze del momento, sempre, chiaramente. Quindi quali sono questi tre? Allora, intanto abbiamo a coppe, che è un occhiale in etimoè, che è un legno particolare, e c'ha appunto il simbolo, l'asso di coppe, che è un simbolo del portafortuna. Poi c'è un occhiale che è in curupixa, che è un legno particolare molto pregiato, e dà vita a quello che per noi è fichi d'India, il modello dove sono ritratti appunto un po' la festosa coloranza di questi frutti, di questi fiori, diciamo che sono poi i fichi d'India. E in ultimo c'è l'occhiale carretto, che è in ebano bianco e rovere nero, e in pratica racconta quello che è, anche nella forma, un carretto con la ruota, la sponda, e insomma cerchiamo di raccontare in ogni modo artistico la storia della nostra terra, il profumo, il colore anche. Bello, sono delle vere e proprie opere d'arte. Io sono molto curiosa di far vedere ciò di cui stiamo parlando proprio ai nostri telespettatori, ascoltatori. Quindi vediamo un video.
Occhialeria d'arte siciliana, beh, abbiamo visto proprio le caratteristiche, legno e argento, come dicevi tu prima, è proprio l'unione veramente di più artigiani per creare quella che è una vera e propria opera d'arte, non sono degli occhiali assolutamente normali. È un Ehm, esempio di resilienza, no? E di questo io volevo ringraziare anche Io Compro Siciliano perché è un volano in tutti i sensi. A oggi abbiamo ricevuto un'intervista, ci hanno richiesto che è la Repubblica, e noi ringraziamo intanto Giacomo Porto che ci sta ascoltando, e tutto questo è grazie al volano di Io Compro Siciliano, al quale diciamo molti professionisti chiedono delle storie e Io Compro Siciliano in questo caso ha suggerito la nostra, ma suggerisce quello che ogni volta ovviamente gli chiedono, quindi è proprio un volano che aiuta le aziende in tutti i sensi, ci vuole di tutto diciamo per formare poi una storia. Io ho letto il tuo articolo proprio su Repubblica, quello di oggi, tra l'altro stop ai concerti perché tu Marco, diciamolo, no? Apriamola proprio questa parentesi molto carina, tu sei un artista tra l'altro, tu Diciamo che canti, sono hai un gruppo, musicista no? e sono Sei un musicista. sì, il cantante dei Tamuna, una band che ha dato e darà sicuramente ancora un po' di musica che racconterà, anche loro raccontano attraverso le canzoni la nostra terra. Quindi tu ti sei buttato, hai detto stop un attimo ai concerti perché per cause di forza maggiore i concerti per il momento sono insomma inesistenti e quindi hai deciso comunque di dedicarti ad un'altra forma d'arte, no? Che comunque è Sì, bellissima. anziché di stare seduto sul divano, diciamo, a lamentarmi che non si poteva fare più niente, diverse che sono l'occhialeria e l'arte, raccontare la Sicilia Esatto. attraverso l'arte, le ho messe insieme ed è nata, anche grazie sempre al Compro Siciliano, tutta questa struttura aziendale. Adesso siamo una decina di persone che lavoriamo al progetto e tutto mi aspettavo tranne che questo numero di persone in questa velocità, devo dire. Questo grande successo. A proposito di sostenibilità, cosa mi dici, Marco? Sì, la sostenibilità, Sì, Alessia, poi allora il nostro impegno ricade anche sulla sostenibilità, quindi cerchiamo anche di prenderci cura dell'ambiente. Infatti tutti gli scarti dei nostri occhiali vengono reimpiegati e riutilizzati sia per formare il packaging, infatti tutti gli occhiali della collezione Legni d'autore sono racchiusi in delle scatole di legno di abete, e Sì. poi inoltre ci impegniamo sempre per l'ambiente perché proprio cerchiamo di tutelarlo piantando degli alberi a favore appunto della riforestazione. Quindi questo penso che è l'impegno più grande che ci prendiamo nei confronti della nostra terra e del nostro pianeta. Bravi ragazzi, bravi, davvero complimenti, complimenti per tutto. Vogliamo dare un paio di coordinate? Dove vi trovate? Ok, Sì. ricordiamo tutto. Occhialeria d'arte a Palermo, dove? In via dell'Olimpo 24 presso il centro Olimpo, e poi su Io Compro Siciliano potete appunto sul acquistare sul marketplace. marketplace, e poi sui nostri canali social e sul nostro sito Perfetto. occhialeria.com. Grazie ragazzi per essere stati con noi, grazie Occhialeria d'Arte, uno dei compagni d'avventura di Io Compro Siciliano. Complimenti per tutto ragazzi, davvero, Grazie, grazie. grazie. Ciao, ciao. Grazie, ciao, buon pomeriggio. Allora, noi da una parte vogliamo subito ad un'altra, da Palermo andiamo a Catania, dove in questo momento c'è il nostro secondo ospite di oggi con cui parleremo di moda, tendenze. Allora, lui fa veramente un sacco di cose, ma tra poco ce lo faremo raccontare. Si chiama Giacomo Puglisi con noi, vediamolo un attimo nel backstage, lo estrapoliamo ed arriva come per Buonasera, magia. Buon pomeriggio, buonasera, Giacomo. come stiamo? Bene, tu come stai? Tutto bene, benvenuti a casa mia. Grazie per averci invitato a casa tua, grazie mille. Ti Grazie a te. dovresti mettere un po' più al centro. Tanto tra poco mi arriva il messaggio del mio regista che Perfetto, dice fallo ok, spostare, ecco fallo qui. centrare. Perfetto. Ok, Allora Giacomo, io qua la tua scheda, ma la tua scheda lascerai il tempo che trova, perché comunque con te voglio fare una bella chiacchierata perché mi devi ok, raccontare tu, sono qui, perché tu sei un personaggio davvero, tu fai un sacco un di cose. Allora, personaggione. la tua figura professionale, diciamo subito che è polivalente. Allora, tu non dico come, allora tu nasci tanto tempo fa come Tempo hairstyle, fa, sì, ok? poi faccio parlare te, dai, vediamo se Ok, mi seguo. poi con il passare del tempo continua a rimanere un hairstylist e tra poco noi ti prenderemo di mira perché ci parlerai anche delle tendenze per quanto riguarda le donne ma anche per gli uomini. Poi piano piano decidi di trasformare un attimino, no, il tuo Sì, percorso e di cambiare, affrontare camminare, fare ricerca, andare avanti e ecco, vedere una nuova parte del mio lavoro, che è quello della consulenza d'immagine.
La consulenza d'immagine, diciamo che è un mondo dove Ecco. richiude altri mondi. Vi spiego in poche parole. Allora, Ok, cosa fa il consulente d'immagine cosa esattamente, fa? Giacomo? Allora, cosa fa? Più che altro è un regista proprio dell'immagine, quindi tutto quello che noi vediamo tramite un giornale o comunque una figura, una pubblicità o tantomeno anche l'individuo, quindi la cliente finale, che puoi essere anche tu, Cristina, chiunque, Sì. qualunque donna e qualunque uomo, noi siamo i registi di quell'immagine, quindi voi ci chiamate, l'azienda ci chiama, o tantomeno possiamo fare anche una consulenza fotografica dove noi creiamo l'immagine che è quella che poi sarà il finale. Ok, per esempio io ti chiamo, dico Giacomo, Sì. io ho bisogno del tuo aiuto perché io ho bisogno di creare una mia immagine, Una tua ok? immagine, Tu mi io ti guardi, guardo, ti non ti studio, insieme spaventi. facciamo un test dove Ok, comunque tu mi parli di me e io ti faccio uscire quello che sono i tuoi stili, anche i tuoi modi di vivere, no? Chi è attorno a te, la tua vita che fai, e poi da lì ti creo, diciamo, un mood board che sarà la tua nuova immagine, quindi la tua nuova carta d'identità che va sia dai capelli fino alla scarpa, che è la parte fondamentale. quindi se io ti chiamo, tu mi consigli anche in base anche al mio modo di vivere la vita, in base Certo, anche la professione. alla professione, tu mi dici, ok, io trovo il look giusto per te e me lo cuci Creiamo addosso. insieme il tuo look, sì. Sì, Hai sì, sì. capito? Hai Cosa capito? molto interessante, ma quindi ti posso chiamare, ti posso disturbare Sempre? quando voglio, quando Prontissimo? perfetto. Mi sa che noi abbiamo anche un video con te, Sì. un video all'interno del quale riusciamo forse a capire meglio quello che fai. Andiamo col video e poi torniamo. Perfetto. E beh, Giacomo, diciamo che questo video Bene. racconta quello che è un attimo il tuo percorso di questi ultimi anni. La parte più giocosa che è quella che dare l'immagine a poi quello che vediamo nelle copertine, no? Magari nella prima parte dove noi abbiamo visto molte scarpe, lì in verità mi sono occupato di consulenza di immagine aziendale. Significa dare un'immagine a quello che è la collezione dello stilista. In questo caso Daniele Ancarani mi ha chiamato, mi ha detto guarda, questa è la mia collezione, dobbiamo dare i colori, l'emozione. Ecco, l'immagine è l'emozione che noi diamo poi a chi ci guarda. Quindi dobbiamo dar tutto il possibile, soprattutto in quel caso, proiettare la storia tramite una foto. E lì Ok. abbiamo fatto proprio, ci siamo buttati sugli anni 70, assieme a Marilu, la modella, e a Gianluca Santonocito, il fotografo, abbiamo creato proprio il mood board, che poi era la collezione. Ok, Per qualche visto. Sì? quindi tu diciamo aiuti proprio anche le aziende a curare la loro immagine in questo Sì, senso, sì, quindi lo sì, sì, fai sì. anche sia a livello individuale che a Che a livello livello aziendale. professionale, Ok, e fai un'azienda mi anche può chiamare e mi dice ho bisogno di cambiare anche l'immagine, tutto quello che può essere quella che è l'azienda, quindi tutti gli operatori, se ci sono persone alle vendite. È un supporto proprio di immagine, diamo una nuova emozione a quello che già è stato. ok. E per quanto riguarda la consulenza fotografica, perché tu fai anche il consulente fotografico, esatto? Sì, in quel caso noi siamo lì a curare la modella, quindi come il consulente di immagine privato, il consulente di immagine lì ha la responsabilità che la modella sia perfettamente, assieme allo stylist, sia perfettamente in linea per quello che è la sua forma, ma compatibile alla forma e all'idea del brand. Ok. Tu, Giacomo, nella vita sei uno che segue le mode? Eh sì,
per me è ricerca, per me è andare avanti, vedere oltre. Magari c'è un'altra parte della consulenza che si chiama trends, significa proprio vera e propria ricerca, quindi noi magari un attimo prima andiamo a percepire o a vedere, per esempio adesso c'è stato il Fashion Week Uomo, si è chiuso proprio in questi giorni, dove ci sono dei nuovi spunti per noi consulenti, immagino soprattutto per noi che facciamo foto, quindi i nuovi colori, i nuovi modi di essere di una donna e di un uomo, e ovviamente racchiude tutto quello che è successo nell'anno scorso, quindi racchiude un po' il nostro 2020, l'abbiamo Ok. riportato l'hanno riportato sulle passerelle, e adesso vedremo questo, una novità assurda. Milano quest'anno ha fatto il top del top del top, è cambiata in pochissimo tempo il modo di, anche la loro immagine, il loro modo di esprimere la moda, le loro passerelle, c'è tanta bella roba per gli uomini. Quindi è cambiato in meglio, diciamo. Il meglio, il Allora, meglio, il meglio, sì, sì. quindi tu, ok, la moda la segui perché questo è il tuo lavoro, no? Quindi tu devi fare questo, ma se tu ti dovessi vestire, quando tu ti vesti, tu stai Allora, io alle sono molto tendenze? minimal, Ok, tra cui se io mi devo dare uno stile, ed è stato pure analizzato, mi hanno fatto una mia consulenza d'immagine, io faccio parte dei drama. ecco. Perché fai conto che ci sono i drama, ci sono i trends, ci sono i classici, ci sono l'woman. Bisogna vedere poi chi sei tu, qual è il tuo carattere e qual è il tuo modo di essere. Il drama è sempre un po' nero. Molti mi dicono sei troppo nero, sei troppo demonio. In verità proprio, questo è un proprio stile. Questo stile, fate conto che comunque ha dei profumi, ha dei colori, anche delle sensazioni che vengono riportati proprio nella consulenza d'immagine. Ok, Tutto deve essere perfettamente in nota, come se è una vera e propria melodia. Significa tu alla fine avrai un senso logico in tutto, sia dal profumo, sia dalla scarpa, sia dalla calza, sia anche dal sorriso, sia anche dal rossetto, sia anche dai capelli, dalla frangia, perché una frangia sì, perché una frangia no. non ci ho capito niente. No, veramente, guarda, è pazzesco, c'è un mondo vastissimo, c'è davvero. Un Quindi tu sei un regista di drama. un'immagine. Ok, io tra l'altro leggo anche i messaggi che manda il nostro regista Paolo, che ogni tanto mi fa anche un po' confondere. Scrive, io sono pure drammatico. Si dice drammatico. Ma perché? Perché lui è Drammatico o unico. E drammatico? infatti, drammatico o drammatico vorremmo sapere, ma poi si dice drammatico, Giacomo? Sì, allora, lo stile è drama. Ok, tu sei un drama. Dramma è un'altra tipologia di stile. Io sai che devo dire, forse io mi rivedo, diciamo, in te, perché io anche mi definisco, insomma, un po' come te, un po' drama o drammatica, esatto come dir si voglia, perché io amo molto il nero, io sono molto Sì. black. Ma questo non vuol dire. Ah, Questo non vuol dire. Per esempio, il dramma va a ricercare dei tessuti che sono nuovi, no? Quindi magari ok, noi magari fai conto che su di noi verrà la plastica, ma la plastica non è altro che un nuovo modo di vedere la moda, o tantomeno un pantalone che magari tu non metteresti mai, ma per noi è l'innovazione. Ecco, andiamo ok, a ricercare quello che è quasi il diverso, perché abbiamo bisogno di stare nel nostro mondo, mentre tu sei un po' più perfetto. trend. Io? Sì, tu Ok, sei un tra po' più poco io trend. voglio fatto l'identikit, tra l'altro, anzi se avete Ok. bisogno di identikit, di farvi fare, rifare l'immagine o di farvi fare il look, c'è Giacomo qua che apposta. Guarda, adesso non è un Giacomo, gioco, è praticamente un gioco con noi stessi. è vero, bellissima, questa cosa è interessante, mi piace veramente moltissimo, ma le tendenze della nuova stagione, diciamo, lasciando da parte le categorie, no? Drama, eccetera, eccetera, come vedono vestirsi la donna e come vedono l'uomo? Beh, l'uomo lo vedono molto. Allora, torno a dire, come ho detto prima, quest'anno e ancora l'anno prossimo, quindi il prossimo inverno, abbiamo subito tutte queste energie positive o negative che siano, però ci hanno lasciato dei colori. Quest'anno i Ok, colori dell'anno sono il grigio e il giallo, come già abbiamo detto tantissime volte, ma ancora l'anno prossimo ci saranno tutti i colori che ci rappresentano, quindi colori molto tenui, perché comunque siamo stati a casa, abbiamo vissuto i colori di casa. Sapendo che c'è il color parmigiano, c'è ok, il color salsa, che adesso magari poi verranno chiamati in un altro modo, ma è quello che ci ricordano, no? Quindi, e questo viene riportato tutto nella moda, molto più morbido, molto più
quasi allacciato, come se fosse una vera e propria vestaglia, perché abbiamo vissuto, stiamo vivendo e abbiamo bisogno di comodità. Quindi un'innovazione bella, ricca e soprattutto mi auguro molto positiva. Speriamo, guarda, ce l'auguriamo veramente tutti. Quindi il colore vale ovviamente anche per le donne, quindi giallo e grigio per gli uomini, giallo e grigio per le donne. Ma Sì. le donne come si dovranno vestire? Qual è il capo top, il capo più bello di questa nuova stagione, che non può mancare, secondo te? Quello che non può mancare, per esempio, per una donna è la tuta, la vera e propria tuta. La tuta, quella che noi portavamo quando avevamo 15 anni, la Sì, dobbiamo sì, sì. rivivere in un modo diverso, magari la mettiamo Ok. con una gonna. La camicia da uomo, apriamo gli armadi dei nostri uomini e magari se la camicia ci sta grande, bene, si sta bene, mettiamo un cinturone, la mettiamo dentro una gonna, la facciamo rivivere con dei gioielli, ma una donna quest'anno dentro l'armadio non deve mancare una camicia da uomo. Se la camicia del proprio uomo o del proprio padre è ancora meglio. Ah, Così. perfetto, quindi una bella camicia oversize per tutte Sì. le donne, insomma, aprite l'armadio dei vostri mariti, dei vostri fidanzati, sguinzagliate, insomma, ecco, cioè, rubategli il guardaroba, che sicuramente non Ma farete una sì, cosa cattiva. Siete no. giustificati, diciamo, perché la moda lo consente. Tra poco io non so se abbiamo dei messaggi perfetto da leggere, vediamo un po' chi è venuto a trovarci nel mondo di pomeriggio special. Luca Leonardi con il suo classico hashtag io compro siciliano, grazie. Marina, ma buon pomeriggio Marina. Buon pomeriggio a te, grazie per averci raggiunto. Intanto si sta, cosa bevi Giacomo, scusa? Acqua. Acqua. Bravo. Buona serata a Scusate, voi. ma... Saluti dalla Germania. Angela, buon pomeriggio anche a te, a tutti gli amici che ci seguono dalla Germania. Sempre io compro siciliano. Buon pomeriggio a te, ciao. Buon pomeriggio Matteo, ciao. Angelo, Giovanna, Sergio. Saluti da Milano. A chi è Angelo, Giovanna o Sergio? Ciao amici milanesi. Complimenti, bel programma interessante, scrive Daniela, grazie. Sicilia Bedda, viva la Sicilia e i siciliani sempre. E L'eccellenza in comunque, giro per il mondo, sono tante. Monica, buon pomeriggio, ciao anche a te, buon pomeriggio. Grande Giacomo, scrive Maria Elena, è vero. Grande Giacomo, scrive Roberta. Poi Giulia, Giacomo, top, top, top. Tutte le tue fans, Giacomo. Buonasera a tutti. Ciao grazie. Venera. Ciao Venera, buon pomeriggio e bentornata. Bellissimi e bravissimi. Roberta. Ciao Roby. Allora, adesso apriamo la parentesi. Abbiamo chiuso la parentesi abbigliamento. Io velocemente vorrei aprire con te la parentesi capelli. Guardate i miei, io Dai, mento, guarda. tagliamo Ecco. tutto, facciamo una frangia, cambiamo colore. 2021, grinta, grinta, grinta. E come esempio abbiamo la nostra Arisa. Allora, Risa che è il personaggio simbolo, diciamo, di questa nuova stagione perché pare proprio che lo stile a Risa è quello che andrà alla grande. Perfetto, frangia, carré, bob, come sia, come lo chiamiamo, come lo vogliamo chiamare, quel taglio, quel movimento, quella nota, quell'emozione che lei vuole dare, bene, è diventata proprio il taglio trend del momento. Quindi andiamo, tagliamo, giochiamo con i capelli e facciamoli nostri, mossi, lisci, ricci. La nuova linea è il cambiamento quest'anno. Quest'anno si deve eccedere ancora di più. Siamo autorizzati ad eccedere, ma ricordiamoci sempre con classe, gusto e soprattutto nel rispetto delle persone che ci guardano. Non Ok, dimentichiamo qui mai questo, eh? certo. Ma il carré va alla grandissima, questa è il Bob, come si chiama poi tra l'altro, no? Quindi Diciamo che ci testimonia. siamo alzati un po' quest'anno. Ci sono stati degli anni dove li abbiamo portati sulle spalle, magari un po' sotto le spalle, qui sopra proprio quest'anno un po' sulla mascella, dove proprio chiudere tutto il viso. Poi veramente a risata lo porta in un modo estremamente suo, Ma quindi deve essere cerchiamo un sempre taglio retto o diciamo il retto, classico? basta con le punte lunghe, basta con i lash, basta con tutto retto, pulito, semplice, con questa frangia un attimino sopra il sopracciglio. No, dai. Sai, ci sono tante frange, per tanti volti, per tante richieste, perché poi magari Ok. una riccia non farà mai una frangia in quel modo. Però lì ci sono degli accessori che tu puoi mettere per portare una frangia.
Si può fare, quindi frangiasia, grande Giacomo, scrive Giusy. Per quanto riguarda il colore, cosa mi dici? Il colore dei capelli, tra poco parleremo anche degli uomini. Ma il colore dei capelli diciamo che è un po', io da consulente d'immagine dico che è un po' individuale, perché ovviamente Ok, lì poi partiamo alla armocromia del volto, quindi ci sono dei colori sì e dei colori no, dei colori che possiamo indossare, dei colori che dobbiamo indossare in un certo modo. Fai conto che il colore dei capelli lo devi usare e lo devi indossare come se un vero e proprio contouring del make-up, sì. quindi facendo attenzione a dove c'è il chiaro e dove c'è lo scuro e soprattutto anche alle nuance se sono troppo fredde o troppo calde. Ok, ma tu non c'è quindi un colore trend per questa nuova Diciamo stagione? che Il già da qualche colore... anno il trend del colore è nostro. Abbiamo capito che ognuno deve avere il suo colore. Ci sono anche lì del- diciamo degli input, però io su questa cosa sono sempre un attimino Ok, impostato sulla consulenza di immagine, quindi dobbiamo avere la nostra identità anche nel colore. ok, perché leggevo qualche giorno fa, il colore della nuova stagione sarà il biondo ramato, però I colori probabilmente non caldi sta bene comunque a tutti. quest'anno vanno tantissimo, però ovviamente ci sono quelle carnagioni che si deve fare attenzione al troppo rame o troppo dorato, o troppo sabbiato, o troppo sablé. Ok. Lì è una miscela che è propria è nostra, quindi a chi ci affidiamo dobbiamo sapere se lo sa fare. Certo, quindi in base anche ai lineamenti, in base al colore, tra l'altro anche della È pelle. incarnato, per questo c'è l'armocromia. Ok. Make-up, anzi no, prima vorrei sapere gli uomini come li pettiniamo, Giacomo, visto che gli uomini ogni volta li lasciamo da parte, poverini. Ma gli uomini, guarda, quest'anno l'uomo è impostato, io dico, impostato Ok, ma sempre un po' fresco, quindi questi capelli un po' effetto bagnato, un po' dietro l'orecchio, anche un po' più lungo del solito, del rasato che si è portato negli scorsi anni, oppure del ciuffone quasi, quasi finto. Diciamo che anche per l'uomo c'è la naturalezza in versione a risa, però in versione maschile. ok. Non con, non con il No, col caschetto, no, no, ovviamente. no, Lezione a risa, però quindi diciamo per l'uomo sobrietà a questo punto, no, sì, Giacomo? ma diciamo che la moda va, allora, si eccede, ma si eccede comunque con della sobrietà, non è che dobbiamo essere tutti Lady Gaga, perché Lady Gaga è una. Certo. Infatti per questo vi ho detto, ragazzi, comunque con il rispetto delle persone che ci guardano, perché io da Ovvio. consulente d'immagine molte volte mi prendo a schiaffi io stesso e dico perché? Perché tutto ciò? Però ci può stare, eh? Va bene, un'ultima domanda e chiudiamo. Giacomo, cosa ci dici per il make-up? Quindi andiamo di nuovo a noi donne, abbiamo un minutino. Luminosità, freschezza, ovviamente in questo momento curiamo bene con lo sguardo, quindi ma anche con un finito di eyeliner o comunque con dello scuro all'interno dell'occhio. Indossiamo le ciglia finte, molte aziende siciliane lo fanno, quindi adoperiamole, no? Perché comunque in questo momento il nostro occhio è il nostro sorriso, quindi È enfatizziamo vero. questa parte. Gli occhi sono lo specchio dell'anima, quindi empatizziamone ancora di più. Osiamo sugli occhi, dai, ciglia Sì, finte sì, le possiamo anche usare, ce lo possiamo sì, permettere. ma sì, Va con bene. modernità sempre. Cosa non ti ho sentito? Sempre moderati, non è che dobbiamo essere noi No, offerti. certo, ovviamente E no, poi per se vi carità. incontro, vi incontro Sì. vi critico, quindi anche no. Va bene. Giacomo, tra l'altro tu sei uno scrittore perché tu scrivi anche per una rivista che si chiama Sì, che Sudlook. siamo su Look, che vi Ok, salutiamo gli saluta. amici di Sudlook che ci hanno condiviso veramente in tanti. Grazie veramente per la Grazie a vostra te. presenza, Giacomo. Allora, io ti ringrazio per essere stato in mia compagnia, per Ti aspetto averci... a tagliarti i capelli, ti voglio vedere una nuova Cristina. Va bene, promesso. Lo Cristina? prometto anche agli amici di Io Compro Siciliano. Poi ve la prendete con Giacomo. Se... Ok, ci sono. Giacomo Un Puglisi, bacio, grazie. grazie a Ciao, un te. bacio anche a Ciao, te. ciao. Ciao, grazie. Bene, in effetti abbiamo scoperto che a volte possiamo benissimo vestirci, il consulente d'immagine ci può anche, no? Vestire in base anche alla nostra personalità. Non so, beh, comunque una cosa che io sicuramente sconoscevo e non sapevo, quindi adesso avremo sicuramente modo magari di farci aiutare. Allora,
Sono arrivata al termine anche di questo nostro appuntamento, oggi siamo puntuali, perfetto, ovviamente vi ricordo che potete visitare il nostro marketplace, quello di Io Compro Siciliano, vi ricordo che domani la puntata sarà dedicata ai viaggi, con i viaggi di Io Compro Siciliano e con la nostra Céline Alcalà e i suoi ospiti, anche domani vi porteremo da un'altra parte del mondo, io lo so ma non ve lo posso dire, grazie a Paolo che ci ha assistito in regia anche oggi come sempre, grazie a Marzia che si è occupata della redazione, da Cristina Ruffini è tutto per questo pomeriggio, noi ci sentiamo domani alle 18. Un bacio, grazie per esserci stati, condividete, lancio la sigla. Clic.